Pigafetta 500, tante cose ci sarebbero da dire visto quello che c'è dietro a questo viaggio. Qual è la più importante che porterete con voi in questa avventura? Per me ce ne sono tante. Una è sicuramente l'avventura con tantissime persone che possono partecipare e salire, c'è ancora posto e quindi sarebbe bellissimo per tutte queste persone partecipare a un giro del mondo. Bellissimo fra l'altro il giro del mondo di Pigafetta e Magellano, tocca dei luoghi meravigliosi, c'è un aspetto legato al turismo, al viaggio in generale, alla conoscenza, all'antropologia. In fondo Pigafetta è stato il primo antropologo sul territorio, ci ha raccontato cose che non conoscevamo ancora come Occidente, no? Il primo viaggio dell'Occidente verso luoghi che non erano conosciuti. Però poi c'è l'esperimento scientifico che abbiamo a bordo e quindi la possibilità di comunicare e di scoprire com'è la temperatura dell'acqua nei vari luoghi che toccheremo. Questo è importantissimo per capire i cambiamenti climatici, quindi una cosa di grande importanza scientifica. Ma poi c'è un'altra cosa che secondo me è importantissima. Il viaggio di Pigafetta, di Magellano, parte probabilmente con una conoscenza un po' misteriosa. Non era così scontato che ci fosse un passaggio, appunto lo Stretto di Magellano nel Sud America, non era così scontato che si potesse circumnavigare il mondo, il primo occidentale a farlo, chissà se altri l'hanno fatto prima. Da che cosa parte tutto questo? Forse da mappe misteriose che lo stesso Pigafetta e lo stesso Magellano avevano in loro possesso, quindi bisogna veramente studiare anche gli aspetti storici perché sono molto importanti. Come mai esistevano queste mappe? Su quale conoscenze si basavano? Beh, insomma, è una cosa da scoprire, quindi è un approfondimento che a me interessa molto e mi intriga. Un po' di Vicenza, di Veneto, di Italia in viaggio ad abbracciare tutto il mondo. Ah beh, sicuramente, qui adesso stiamo parlando sicuramente del Veneto e quindi di Vicenza, Pigafetta era vicentino, più di così non si può dire, ma poi anche in generale, cioè diciamo noi toccheremo vari luoghi. Per esempio il primo che toccheremo al di là dell'Oceano Atlantico è il Brasile. Il Brasile è pieno di italiani, non solo vicentini, tanti vicentini che hanno fatto vigne dappertutto, vigne e vigneti dappertutto, ma umbri, ma marchigiani, ma toscani, ma di tutto diciamo, no? Emiliani. Quindi è un po' anche richiamare uno spirito italiano nell'arrivo di questa barca. Così lo sarà per l'Argentina, così lo sarà per il Cile, così lo sarà per tutto il mondo. È un po' portare in giro il nostro stendardo e l'italianità, ma devo dire che la cosa importante poi è raccogliere adesioni e interessi, perché nel 2014 ci sarà l'Expo a Milano e noi torneremo proprio per l'Expo, quindi avremo raccolto le adesioni di tutto il mondo.